24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale. Se hai meno di 35 anni, lo Stato ti aiuta a mettere in piedi una tua impresa, a decretare nuove agevolazioni per i giovani, le ultime manovre del governo Monti, tassazione agevolata del 5% per chi avvia una nuova attività o per chi lo ha fatto dopo il 1 gennaio 2008. Anche gli over 35 potranno godere dei bonus fiscali, ma solo per i primi 5 anni di attività. Non solo, il capitale minimo per costituire una società a responsabilità limitata per gli under 35 è oggi pari ad €1. Taglio poi delle spese notarili e spariscono inoltre le limitazioni burocratiche e legislative all'attività imprenditoriale. Che favorisca i giovani mi pare più che giusto, anzi dovrebbero incentivarli ancora di più, visto le migliaia e migliaia di precari che ci sono in circolazione. Penso sia positivo, comunque una buona cosa. Era ora che qualcuno ci pensasse veramente a fondo. Io ho molta fiducia in questo Presidente. Ma le intenzioni sono ottime. Dopo bisogna vedere al lato pratico, perché se la cassa piange si possono dire tante cose. Bisogna vedere le conseguenze, se rimane tale le manovre attuate oppure cambieranno. Abbiamo visto che negli ultimi tempi leggi e quant'altro cambiano nel giro di un niente, per cui è tutto a vedere, è tutta una situazione in evoluzione. Il monitoraggio delle acque di bagnazione del Veneto per l'anno 2012 prenderà in esame 2 punti di prelievo in più rispetto all'anno scorso, relativi alla spiaggia delle Conchiglie in comune di Porto Tolle in provincia di Rovigo, portando a 169 i punti di osservazione complessivi distribuiti su 7 corpi idrici, 95 per il mare Adriatico, 1 per lo specchio nautico di Albarella, 65 per il lago di Garda, 3 per il lago di Santa Croce, 1 per il lago del Mis, 2 per il lago di Lago e 2 per il lago di Santa Maria. Ne ha dato notizia l'assessore all'ambiente del Veneto Maurizio Conte, in seguito all'approvazione da parte della Regione del nuovo programma di monitoraggio che sarà ora trasmesso al Ministero della Salute e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Ottimi i risultati che la Guardia di Finanza di Padova continua a raggiungere, un vero e proprio universo contro la criminalità organizzata che funziona grazie al lavoro di circa 200 militari impegnati in tutte le attività istituzionali, dalla polizia tributaria e giudiziaria all'attività di verifica, azioni poi contro il riciclaggio, l'usura e il traffico di droga, fino ad arrivare al contrasto al commercio di prodotti nocivi. Padova è una città ricca, fiorente. È chiaro che dove ci sono i soldi i rischi aumentano, non dove c'è la povertà. Quindi qui l'attenzione deve essere maggiore. I pericoli di infiltrazione criminale, anche di stampo mafioso, sono alti e quindi la guardia deve essere alta. Lotta ai cosiddetti finti poveri e alla contraffazione rappresentano un cavallo di battaglia per Padova. Solo per citarne un paio dei più recenti, il caso di una signora anziana di un paese qui vicino, apparentemente nulla tenente, tale da richiedere anche l'assistenza al comune per le proprie esigenze, in realtà era titolare di un'attività commerciale a tutti gli effetti. In un altro caso invece un soggetto, anch'egli pensionato, che risultava proprietario di numerosi appartamenti affittati in nero a parecchi cittadini extracomunitari, alcuni dei quali anche clandestini. Purtroppo oggigiorno la situazione in Italia non è delle migliori. I tagli decisi dal governo Monti hanno costretto a molti enti a chiudere i rubinetti, a farne le spese anche la provincia di Verona, in particolar modo nel settore manutenzione e progettazione viabilistica, che si vede ora costretta a bloccare ogni lavoro in programma. Io avevo una serie di opere sul piano delle opere triennali che sono state azzerate, adesso addirittura il problema naturalmente è il patto di stabilità, addirittura l'anno scorso avevo 8 milioni di euro per asfaltare, non sono riuscita a farne un metro, quest'anno sembrava che riuscissimo, visto che siamo un ente virtuoso perché noi
è da quando c'è il patto che stiamo all'interno del patto, quindi siamo un ente virtuoso. Non riesco a capire cosa ci ha portato a essere virtuosi, perché anche quest'anno non riuscirò a spendere i soldi della provincia, non i miei, quelli che ho a bilancio, diciamo, nel mio settore. Avevo delle opere iniziate, addirittura col nuovo taglio parlano di 8, visto che siamo stati, come dicevo prima, bravi e ci siamo comportati bene, ci hanno tagliato ulteriormente 8 milioni di euro, o 6 o 8 milioni di euro adesso in questo momento, ma mi sembra 6 milioni di euro, e con questi 6 milioni sostanzialmente farò fatica anche a pagare i lavori già finiti, quindi imprese che dovranno prendere dei soldi, probabilmente forse non riusciremo a pagarle perché sennò usciamo dal patto. Ecco, io credo che assolutamente i nostri governanti dovrebbero porsi il problema seriamente di rivedere questo patto, perché, ripeto, essere virtuosi in questo momento non paga. Notifica, pignora, sequestra, ipoteca, blocca i conti senza nemmeno la necessità di un giudice che firmi. Questo è il lavoro di Equitalia, SPA di recupero crediti con 17 filiali in Italia, che agisce per conto dello Stato. Il capitale per il 51% di proprietà dell'Agenzia delle Entrate e per il 49% dell'INPS. Equitalia e le sue cartelle esattoriali rappresentano un incubo per milioni di italiani. Un compito ingrato, quello degli esattori delle tasse, ma sempre più spesso negli ultimi mesi l'agenzia è finita nel mirino di ampie fette di contribuenti. Proteste che via via si sono inasprite fino ad arrivare agli ultimi episodi di aggressione e alla busta contenente presumibilmente il bacillo della peste che ieri ha scatenato il panico negli uffici di via Longhin, proprio a Padova. Monti, fisco adesso pagate. Nel programma di governo il Presidente del Consiglio ha inserito la disposizione che acceleri i pagamenti alle aziende dei crediti IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate, che stimolerebbe la crescita economica. Tutti i particolari su Industria e Finanza. 24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo, connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale.